rientrati in studio, amici sportivi siciliani, dopo lo spazio di penalty che ha raccontato il calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria. Adesso è il momento di parlare del calcio professionistico e lo facciamo con naturalmente i nostri ospiti che tra qualche istante vado a presentare, ma soprattutto ricordiamo che parliamo di Palermo, parliamo del Trapani, parliamo soprattutto delle 3 squadre di Lega Pro, parliamo di Akragas, Catania e anche Messina. E salutiamo il ritorno in postazione di Antonio Lapisarda. Ciao Antonio, ben buonasera trovato. Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. Hai avuto notizie sul Catania? Forse ti sei amareggiato? No, diciamo che ancora c'è questa pendenza di Pancaro, È sicuramente verrà sostituito, c'è il total allenatore aperto e ora... Ancora non si hanno notizie? Ancora non si hanno notizie, beh, lo scopriremo durante la puntata. Chissà se magari arriveranno durante la trasmissione. Ritorniamo a salutare la nostra Jenny. Ciao Jenny. Buonasera Ettore. Complimenti per la tua abbronzatura che si completerà appunto dopo questa lunga maratona domenicale. Allora, iniziamo che parterre che oggi abbiamo qui a Sala Stampa di Peralta. Io sono doppiamente contento, primo su tutti, soprattutto per la presenza femminile di un'amica, di una giornalista straordinaria, del direttore di Sesta Rete di Catania, Valentina Mammino, che insomma il Catania lo conosce molto, molto bene. Ciao Valentina. Ciao Ettore, buonasera ai telespettatori. Il Catania lo conosco bene. Conosci bene il Catania? Hai detto bene, conosco bene quelle che sono le difficoltà che sta attraversando il Catania negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi. Una battuta veloce me la devi dire, dopo questa partita con la Casertana in casa, diciamolo pure, c'è crollato ancora ulteriormente il mondo. È stata la ciliegina sulla torta, il colpo di grazia su Pancaro, che chiaramente ci ha rimesso la panchina, ancora non è ufficiale, però è chiaro che dopo un primo momento in cui la società, la dirigenza aveva ribadito la fiducia al tecnico, c'era stato un brevissimo confronto negli spogliatoi ieri al Triplice Fischio. Scambio di vedute poi anche, no? Sì, la fiducia era stata rinnovata, però posso dirti questo, sì? Io guardando il volto di Pancaro in mix zone avevo intuito che c'era qualcosa che non andava, perché altre volte era capitato che il Catania deludesse un po' sul campo, sia in termini di risultati che in termini magari di prestazioni, però Pancaro così scosso non l'avevo mai visto. Indubbiamente, sapendo che probabilmente sarebbe stata l'ultima partita dopo questa figuraccia in casa, sai, gli allenatori debbono aspettarsi questi atteggiamenti da parte della società. Io credo che sia un giusto e doveroso avvicendamento a questo punto, proprio per ridare nuova verve, ma di questo comunque ne parleremo sicuramente, perché la nostra trasmissione parlerà anche del Palermo, del Trapani, parlerà anche delle altre 2 squadre siciliane in Lega Pro, però allargheremo e sottolineeremo sicuramente la situazione del calcio Catania. Salutiamo anche il ritorno di Achille Techini. Ciao Achille, ben trovato. Buonasera. Hai visto la partita? Tra poco vedremo anche le tue belle pagelle. Sì. Non ti sei risparmiato, io le ho viste in anteprima. Ho portato un po' di appunti da analizzare insieme. Cattivo ma giusto, equilibrato. Io credo che i tuoi giudizi sulle pagelle dei giocatori del Catania di questo sabato siano molto equilibrati. Mi sono piaciute, complimenti. Certo, quando tu dai un brutto voto a un giocatore è sempre difficile, no? Sì, ma credo che non possano esserci giudizi positivi, insomma, dopo tutto quello che abbiamo visto. La sconfitta interna di ieri. Salutiamo il debutto invece di Mario Licciardello per Pianeta Catania, qui nella nostra trasmissione di Sala Stampa. Ciao Mario, ben trovato. Buonasera Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. Battuta veloce su questo Catania? Battuta veloce, doveva essere la partita della svolta, ma del cambio anche a centrocampo. Non è stato così ed è giusto che Pancaro, tra virgolette, paghi. Paghi. D'altra parte sono gli allenatori che devono cambiare, mica si può cambiare tutta la squadra, Mario, no? Esatto, è proprio così. Dobbiamo per forza essere di quest'idea. Seguiamo anche il posticipo, dato che noi insomma parliamo di professionisti. Oggi c'è il Derby d'Italia, è il posticipo di questa sera. Juventus-Inter, sì, già siamo al 20° del primo tempo, 0-0. Partita avvincente, una bella lotta, soprattutto il centrocampo. Il Catania, scusate, purtroppo ce l'hai lì la mente. Sì, ce l'ho lì la mente. La Juventus sta giocando meglio, ma l'Inter in contropiede è veramente temibile, quindi bella partita. Allora, parliamo subito dei risultati di oggi domenica per quanto riguarda il campionato di Serie A. La nostra Jenny ci dà il quadro completo, avremo modo anche di parlare con i nostri ospiti che fremono per il Catania, però insomma la Serie A la seguono. Vai Jenny. Empoli-Roma 1-3.
Milan-Torino 1-0, Palermo-Bologna 0-0, Chievo-Genova 1-0, Udinese-Verona 2-0, Carpi-Atalanta 1-1, Sampdoria-Frosinone 2-0 e per come avete già detto sì, appunto, Juventus-Inter si sta giocando e domani si giocherà Lazio-Sassuolo e Fiorentina-Napoli. Una battuta subito con i nostri ospiti. Lo so che Valentina non ti piace più di tanto parlare in questo momento di Serie A, dopo che insomma l'hai vissuta anche da protagonista per molti anni a Sestarete, raccontando in una bella trasmissione il Catania meraviglioso di quegli anni. Tempi lontani, anni luce, direi. Eppure sono 2 o 3 anni fa, però volendo. Esatto, ma sembra passata una vita. È passata una vita, perché poi non capita sempre di vedere una squadra che nel giro di 2 anni abbia due retrocessioni, una d'ufficio e una maturata sul campo. Certo, certo. No. Senti, per parlare di Serie A io voglio sottolineare, se cortesemente il nostro regista ci manda la classifica attuale della Serie A, doveva essere e poteva essere la domenica del Frosinone che agganciava la Sampdoria di un Montella che conosci bene, eppure Montella ce l'ha fatto, 2-0, ha ributtato di nuovo giù la squadra di Stellone e probabilmente forse ha quasi salvato la stagione. Che riesce poi sempre a tirare il jolly dal cilindro, il coniglio dal cilindro, che in un attimo magari ti sistema una partita che sembra compromessa, ma perché? Grande qualità. Perché Montella ha il coraggio di compiere determinate scelte, ha il coraggio di continuare ad attaccare, di far cercare alla squadra la porta, anche quando magari la squadra potrebbe adagiarsi o magari accontentarsi di quel risultato in quel momento maturato in campo. Montella appunto è uno che non si accontenta, è uno che vuole sempre di più. È un allenatore che ci mancava quest'anno a Catania, no? È un allenatore che ci mancava, e chi sostituirà Pancaro, chi arriverà a Catania, io mi auguro che abbia le caratteristiche che aveva Montella. Ora questo non lo dico perché adesso magari hai parlato di Montella, certo. È già una mia convinzione. Quando io guardo le partite, quando magari vedo determinati o ho visto determinati atteggiamenti di Pancaro, che a volte mi è sembrato un po' rassegnato, un po' rinunciatario, un po' assente, assente proprio. Vedi, anche Montella aveva quel savoir-faire in campo, però quell'atteggiamento molto inglese. Io credo che durante la settimana... Però guarda, Montella in allenamento, Montella nello spogliatoio si faceva sentire. Montella sicuramente non andava a cercare alibi ai suoi e non gliele lasciava passare. Se parliamo bene di Montella, caro Achille, non possiamo non parlare bene anche di Mihajlovic, no? Insomma, che a Milano sta cercando di far quadrare i conti sia alla società ma soprattutto alla classifica, perché questa vittoria fuori casa a Torino ha rilanciato il Milan, anche se si parla di Champions forse in maniera un po' esagerata. Achille. Sì, vittoria in casa, tra l'altro c'è stato anche il sodalizio del pubblico che ha esposto uno striscione di ringraziamento a Sinisa Mihajlovic, che è riuscito a trarre, almeno negli ultimi risultati, il meglio dal gruppo rossonero. Forse parlare di Champions con è un po' esagerato, no? Che diciamo è ritornata con Spalletti, è ritornata in scia con la Fiorentina, che comunque resta ancora un'incognita perché alterna insomma prestazioni positive e prestazioni disastrose, è un po' eccessivo. Ma il Milan diciamo che ha ripreso il suo cammino, perché comunque un organico all'inizio a gennaio si pensava che insomma la squadra potesse essere limitata, invece poi alla fine diciamo e quindi il taglio dell'allenatore. Qua si vede insomma il carattere, si vede il polso che può avere un allenatore, la grinta che può mettere un allenatore, insomma, e può agire soprattutto a livello mentale sulla testa dei giocatori, perché certo, non è importante solo essere bravi nei tatticismi, certo, ma bisogna anche lavorare. E Mihajlovic, Valentina, insomma, conferma l'ipotesi. Al discorso di prima ci manca anche il Mihajlovic, ci manca anche lui. L'allenatore capace di tornare negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo, arrabbiato anche nel momento in cui il Catania era in vantaggio. E questo ci fa capire che tipo di allenatore ci vuole. Del profilo dell'allenatore che riesce poi a ottenere il massimo. Profilo che è diventato importantissimo a Roma però, perché il ritorno di Spalletti, Mario Licciardello di Pianeta Catania, è diventato un ritorno, a parte Totti,
di grande qualità, 6ª vittoria consecutiva e soprattutto buon per la nazionale italiana, un ritrovato El Shaarawy che servirà sicuramente a Conte, perché un Al Shaarawy visto così insomma fa piacere. Beh, poc'anzi si parlava di Mihajlovic, che sicuramente è un allenatore, un grande motivatore. Credo che Spalletti, pur essendo così almeno all'apparenza più calmo, più tranquillo, ecco, Spalletti ha subito chiarito ai dirigenti della Roma quali dovessero essere le condizioni per fare bene e per assumersi le responsabilità. Sino ad oggi i risultati gli stanno dando pienamente ragione, quindi dico che Spalletti secondo me è tra quegli allenatori che magari non sono stati sempre valutati per quello che davvero realmente valgono. Io però poi volevo tra gli altri ricordare anche un altro tecnico che ha un po' pagato dazio a Catania, no? Perché è arrivato subito dopo la stagione esaltante di Montella, che è Maran, sì, che con una squadra che è il Chievo, voglio dire che non è... Castro ha pure segnato. Castro oggi ha pure segnato, ma voglio dire, il Chievo non è sicuramente il Milan, però sta producendo risultati, e qui una riflessione che nasce, che ormai da un triennio a Catania, qualunque risultato, o meglio, qualunque allenatore sia transitato per la panchina del Catania, tanti risultati non li ha prodotti. Maran è stato il primo a pagare. Indubbiamente. Va bene, allora chiudiamo la parentesi Serie A però, sì, perché voglio parlare della Serie Lega Pro. Angelo Terzo che ci chiede... a noi o agli ospiti? Agli ospiti, giustamente. Che, chi secondo voi che posizione potrebbe raggiungere il Milan a fine stagione giocando sempre in questo modo, e quale sarà il futuro di Mihajlovic? Grazie e complimenti per la trasmissione. Perfetto, allora giro subito con i nostri ospiti. Valentina, secondo te questo Milan di Mihajlovic è un vincente? È un vincente, anch'io sono d'accordo. Quando hai la stella giusta, nasci sotto una buona stella, sei portato poi ad avere anche quel pizzico di fortuna anche nelle situazioni però più forse difficili. sulla Champions un po' esagerato. Non arriviamo alle stelle. Troppi punti di distacco. Però comunque è una persona molto fortunata, quindi io non chiuderei mai la porta alla provvidenza quando c'è la fortuna. È vero, è vero. Achille, che ne pensi di questo Milan che il nostro telespettatore addirittura auspica per un inserimento in Champions? Beh, è sicuramente difficile, perché 6 punti dalla Roma sono davvero tanti, e il Milan è un passo dall'Europa perché ha 2 porte aperte. Ricordiamoci anche la Coppa Italia, certo. In settimana ci sarà fortunato il nel sorteggio però, Sì, nell'impostazione del tabellone ci sarà il ritorno con l'Alessandria a San Siro, quindi sappiamo che benissimo chi arriva in finale di Coppa Italia è proprio, va in Europa League, poi il Milan tra l'altro occupa una posizione, in questo momento si trova al 6º posto. È già in Europa League. È già in Europa, diciamo, ecco, quindi... Libererebbe un posto sulla carta, no? Potrebbe liberare un posto. Potrebbe liberare un posto. Mario Licciardello, il tifoso dice che probabilmente sto Milan può arrivare in Champions. È possibile, io credo che il Milan continuerà a fare l'ottimo campionato che ha iniziato a fare da qualche partita, quindi produrrà punti su punti. Lì però, come diceva poc'anzi Achille, il problema è che ci sono delle squadre che hanno ricominciato a correre, per esempio la Roma, e poi bisogna vedere anche che risultato otterrà la Fiorentina nella partita di domani contro il Napoli, perché se la Fiorentina dovesse battere il Napoli, beh, lì si apre un altro scenario. Anche un potenziale secondo posto. Esatto, quindi io non credo che sia tanto una questione che dipenda dal Milan a questo punto, ma dalle altre squadre. È un campionato che ci sta un po' coinvolgendo, soprattutto in merito alla Roma è arrivata un'altra domanda di Giovanni Agosta, che ci dice: ma se Spalletti fosse arrivato prima della pausa natalizia, della sosta natalizia, sarebbero ancora in corsa per il campionato? Totti non voleva. Totti voleva? Non credo. Decisamente difficile. Non credo, era infortunato tra l'altro in quel momento, per cui secondo te Valentina se fosse arrivato prima? Probabilmente sì, probabilmente sarebbe adesso in una situazione di classifica migliore, però sai, possiamo mai dire effettivamente? Ma io volevo chiederti un'informazione, ma il famoso centrale che abbiamo dato alla Roma, che fine ha fatto? Ljungberg giocava con la Roma,
Ma avevano comprato quelli della Roma, ma che fine ha fatto questo giocatore? Guarda, si potrebbe chi fare l'ha visto? una rubrica su tutti i giocatori che abbiamo ceduto quando abbiamo smembrato la nostra squadra. Vedere Ma questo addirittura l'hanno anche fatto. pagato bene questi della Roma, evidentemente è un pacco natalizio, forse. Sì, come Spolli. Sì, Spolli è stato esageratamente un pacco natalizio. Sì, come Spolli, sì. Però voi non avete più notizie su questo centrale dei paesi dell'est? No. Cos'era? Slavo, cos'era? No, slovacco. Slovacco. Che fine ha fatto? Dovremmo vedere su Trasfermarkt. Ah, benissimo. Non ve lo dico io, è in panchina della Roma. Ah, è in panchina? Sì, Ho sì. capito. Beh, ogni tanto qualche Rimpolpa la panchina della Roma. Ogni tanto qualche e Spolli panchina. al Chievo Verona. A completare quella parte Spolli di mini Catania che c'è a però Chievo. Castro sta facendo un bel campionato, Valentina, non possiamo dire che Castro sta giocando male. Quest'anno sta facendo insomma, è ritornato oggi ha lanciato terzo il gol Chievo, di stagione, esatto. quindi voglio dire. Ha segnato terzo gol. Bene, Ma terzo Castro gol. è sempre stato un ottimo elemento, anche poi io. ha avuto quella flessione, ma sempre in un periodo tutta la disgraziato squadra. della squadra, un periodo di forma sua chiaramente condizionata dall'infortunio che aveva patito, però È un vero. ottimo elemento. Assolutamente. Allora ci fermiamo, abbiamo il primo break pubblicitario, la bronzata Jenny ci lancia la pubblicità, rientreremo in studio, brevissima storia della Serie B con il Trapani che pareggia in casa con la Salernitana e poi rush finale straordinario solo sulla Lega Pro, non solo sul Catania, anche della Lega Pro. Va bene. Perché dobbiamo parlare dell'Agragas. Ricordo ai nostri telespettatori che possono seguirci e interagire con noi, i nostri ospiti qui in studio, al numero 336 92 07 27 e anche sulla pagina Facebook Sala Stampa di Penalty. Torniamo solo tra qualche istante, pubblicità. Rientrati in studio, sala stampa di Penalty, solo il calcio professionistico a Video Mediterraneo. Avete per caso aggiornamenti su Pancaro? Nel senso, confermato il suo esonero, ma ancora non arriva il nome. Valentina, Mammino, Achille Teghini, Mario Licciardello, non avete nomi? Diciamo che l'esonero di Pancaro non è ufficiale. Vabbè, però ecco, manca una nota, manca la nota. Diciamo per correttezza, Manca la per chi nota. ci guarda, il Catania non l'ha comunicato ufficialmente ancora, però chiaramente noi sappiamo che è così. Non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale in tal senso, suppongo perché aspettino di avere il nome nuovo e quindi nel momento in cui diranno, anche se si tratti di un incarico sollevato, di una risoluzione consensuale, insomma questo ancora possiamo lanciare anche il toto allenatore a questo punto, anche attraverso la pagina Facebook Sala Stampa di Penalty, diteci il vostro allenatore che vorreste alla guida di questo Catania. Parliamo di Serie B e poi subito Lega Pro perché abbiamo troppe cose da dire, con grande rispetto sia al Trapani che al Palermo, perché non abbiamo parlato del Palermo, non vi ho fatto nessuna domanda sul Palermo. Mi dispiace per i nostri tifosi palermitani, ma lo devo fare per una questione anche di professionalità. Valentina, il Palermo ha pareggiato col Bologna, però il Bologna è una buona squadra, voglio dire, anche il pareggio in casa ci può anche stare. Ettore, il Bologna è un'ottima squadra, però conoscendo chiaramente la mentalità del presidente Zamparini e sicuramente anche alla luce di quella che è la posizione di classifica del Palermo e quelle che sono state le vicende dell'ultimo periodo, tutti questi avvicendamenti, questa grande confusione che c'è stata anche a livello di organizzazione. Non fa bene, non fa bene. Non fa bene e quindi poi ti porta a vedere anche un buon pareggio in casa, in modo negativo, perché chiaramente in questo momento ci vogliono vittorie e prestazioni vincenti e convincenti per ridare, per il pubblico, per ridare soprattutto ai tifosi. Achille, Destro si è quasi divorato il gol della potenziale vittoria, no? Quindi insomma il Palermo è passato sotto un tunnel in questo scontro in casa contro la squadra di Donadoni. Beh, dobbiamo partire dal presupposto che se i cambi, avvicendamenti, chiamiamoli come vogliamo, in panchina non destano sicuramente tranquillità all'ambiente, ai giocatori in campo comunque. Oggi l'avversario, il Bologna, comunque una squadra che sta mantenendo un buon momento di forma, soprattutto con un allenatore che fa dell'umiltà, diciamo, la sua qualità principale come Donadoni. Parma Docet, no? Esatto. Insegna. Insomma, soprattutto poi una squadra in forma, il pareggio con la Juventus 0-0
nella scorsa giornata, quindi una buona squadra, un pareggio che secondo me ha accontentato tutte le squadre tutte e due le squadre per quella che è la classifica. Insomma, questo punticino ha dato un po' di aria al Palermo. Mario, però guardando la classifica il Frosinone sì, d'accordo, sta a 23, il Palermo a 28, sembrerebbe in una posizione tranquilla, anche se adesso è stato risucchiato anche il Genova, no? Che ha perso con l'Udinese. Guarda, io credo che il problema col ritorno di Iachini in panchina, per me Iachini è uno degli allenatori più forti della Serie cadetta sicuramente, ma anche in Serie A ha dimostrato l'anno scorso con una squadra leggermente migliore di sapere il fatto suo. Notevolmente migliore, esatto, Dybala e Vasquez al top, voglio dire. Però ti dico, secondo me il Palermo non dovrebbe avere problemi a salvarsi, anche perché se è vero che il Frosinone ha 5 punti, se non ricordo male, e che il Palermo affronterà squadre come l'Inter piuttosto che la Juventus, avrà anche diversi scontri diretti, se non ricordo male, con il Chievo, che già a quel punto potrebbe essere salvo, è salvo adesso il Chievo, o quasi, e poi contro lo stesso Frosinone, quindi alla fine credo che il carisma, la capacità di Iachini e la volontà anche del gruppo di riavere Iachini come allenatore porterà il Palermo alla salvezza. Attenzione però che la prossima settimana deve andare a Milano a giocare contro l'Inter, non sarà facile. Allora, diamo subito i risultati della Serie B, dove c'è questa sconfitta del Cagliari, no? A Cesena. La guardiamo insieme tutta la Serie B e la commentiamo con i nostri ospiti. Punto della situazione per quanto riguarda... Sempre 0-0. Sempre 0-0. Allora, Serie B insieme a Jenny. Novara, Pro Vercelli 1-1. Cesena, Cagliari 2-0. Avellino, Livorno 2-1. Crotone, Vicenza 2-0. Lanciano, Bari 1-0. Brescia, Como 2-1. Entella, Perugia 2-1. Trapani, Salernitana 1-1. Latina, Modena 0-1. Pescara, Ascoli 2-2. Ternana, Spezia 1-2. Vittoria importante dunque del Cesena, che ferma un po' insomma, la corsa verso la Serie A al Cagliari, anche se credo insomma, che il Cagliari abbia sicuramente una spanna superiore rispetto a tante altre squadre. Il Crotone insomma, si fa ancora forte del fatto che in casa è un rullo compressore, ma i punti di distacco sono considerevoli. 30 secondi per questa Serie B, perché poi avremo lo spazio dedicato alla Lega Pro. 30 secondi, Valentina, un plauso giustamente al Cagliari, un plauso al Crotone, che si ritroverà probabilmente la prossima stagione in Serie A, però esatto. Questo Pescara, anche se oggi insomma, è stato bloccato, è credo la squadra che giochi il miglior calcio. Sì, Ettore, questo sicuramente, gioca un buon calcio il Pescara, però chiaramente io in questo momento rivedo il Cagliari in Serie A ed è giusto che sia così, perché poi ci sono delle squadre che hanno una loro storia, una loro tradizione, e non vederle magari in quella dimensione ti fa anche male da appassionato di calcio, chiaramente, quindi il Cagliari è chiaro che io lo rivedo in Serie A. Però il Crotone un po' sembrerebbe un po' la favola del Carpi, no? Il Crotone, esatto, è un po' quella favola della piccola che si affaccia in questo mondo di riflettori, di questo mondo dorato. Rischiando anche un po' di sbandare, però poi esatto, quando arriva in Serie A. Esatto, insomma abbiamo visto un po' come però è bello che in questo momento la città di Crotone possa sognare. È vero, sono d'accordo, Senti Achille, L'Entella, nessuno ne parla, continua a vincere settimana dopo settimana, adesso è a 43 punti, un sogno quasi incredibile dei playoff. Sì, utopia? No, non parlerei di utopia, perché queste sono le sorprese che riserva ogni anno la Serie B. L'Entella è in piena zona playoff, perché ricordiamo sono sino all'8° posto, c'è anche dentro il Brescia con Boscaglia siciliano, Doc. Io non smetto di elogiare, perché prende in mano squadre e costruisce progetti, e alla fine risultano essere per la maggior parte positivi. Trattato un po' male a Trapani, dobbiamo dire, la scorsa stagione. Soprattutto per quello che aveva fatto. Per quello che aveva fatto, portando una squadra dei dilettanti.
insomma, fino ai professionisti, fino alla Serie B. Era giusto che però il percorso avesse poi una fine, sì, forse finire in quella maniera secondo me è stato finiscono, sbagliato. Le scuole, certo che certo punto le storie iniziano e finiscono. L'Entella, una squadra comunque che va come lo stesso Crotone, vola sulle ali dell'entusiasmo e quindi si ritrova in quella posizione in classifica. Vorrei sottolineare anche che il Crotone non è poi così tanto una sorpresa a mio parere, perché la squadra calabra da molti anni lavora sul aveva già settore fatto giovanile. intravedere qualcosa di importante, Sì, già dalla con scorsa i giovani, stagione. la squadra punta molto sui giovani. L'anno scorso Può dire la fatto sua. un campionato di sacrificio, ottenendo la salvezza proprio nelle ultime giornate. Quest'anno invece il progetto sta risultando davvero vincente. Mario, guardando la classifica mi sorprende che comunque la Salernitana di Lotito, che insomma era partita con obiettivi diversi, probabilmente insomma, sarà una delle squadre candidate alla retrocessione. È la dimostrazione che non sempre una programmazione a monte poi dopo abbia i risultati che in società insomma, organizzano ad inizio appunto stagione stessa. Beh, questo è il campionato di Serie B, lo diceva poc'anzi Achille, mi sorprende ma fino a un certo punto, anche perché la programmazione si fa non solo con i nomi altisonanti o con i denari in questi, esatto, con i dirigenti che conoscono la categoria. La Salernitana probabilmente, se non di retrocessione diretta, dovrà passare per il patibolo dei play-off, dei play-out. Il discorso è un altro invece. Io sento parlare del Trapani, un allenatore come Boscaia, un allenatore che fa progetto. Non perché Cosmi non lo sia, anzi, io sono anche felice del fatto che Cosmi, dopo un pareggio, una situazione di classifica tranquillissima, per spronare i suoi, dica addirittura che ci sia stato una sorta di approccio a film comico, perché la squadra probabilmente, soprattutto in casa, non è capace di tenere il risultato. Cosmi è uno che darebbe davvero lo scossone a qualunque tipo di spogliatoio e con qualunque tipo di atleta. Mi piacerebbe averlo a Catania la prossima stagione? Non mi dispiacerebbe averlo a Catania, anche se in questo momento quello che a me preme, da tifoso soprattutto, è che il Catania riesca a risolvere questa questione, che salvi questa stagione, che poi perché a questo punto dobbiamo parlare di una stagione che in questo momento è in negativo, e in questo momento bisogna salvarla soprattutto cercando di non fare i play-out, perché qui stiamo con una classifica ben chiara. E magari ripartire da un tecnico, adesso io non dico Boscaia, ma da qualcuno che possa veramente fare progetti. Tra poco sapremo chi insomma, sceglierà il tecnico anche tra i tifosi. Sono arrivati già dei nomi? Non ce li anticipare però. No. Ma c'è tra i nomi qualcuno che è stato già detto, insomma, segnalato? Beh, si parla di tantissimi nomi, ma lo sveleremo quando parliamo di Catania, perché c'è tantissima foga e tanto, diciamo, curiosità da parte dei tifosi di sapere quali sono gli ultimi nomi che balenano nella testa della dirigenza rossazzurra. No, perché tra l'altro, Valentina, questo nome deve arrivare massimo entro domani mattina, perché sennò poi martedì e lunedì, insomma, come ci si fa ad organizzare? Riprende ad allenarsi domani pomeriggio. E quindi entro domani pomeriggio ci deve esserci l'allenatore. Esattamente. Quindi come è capitato in passato, per una soluzione transitoria in attesa di trovare poi il nome. Anche perché la prossima partita non è facile, si va a Martina. Esatto, diciamo che sulla carta chiaramente è una partita che dovrebbe essere assolutamente alla portata, abbordabile, però poi sappiamo bene che proprio con quelle del fondo classifica il Catania, insomma, e poi con una situazione, sorprese che non vogliamo e poi con una più situazione mentale di una società che in questo momento non ti dà un quadro ben preciso. Poi sai, il cambio di panchina ha un po' due volti: da un lato ti può dare la scossa se arriva, insomma, quello dall'altro però sai, arriva una persona che deve conoscere il gruppo, deve conoscere il contesto, non sarà facile, non sarà facile. Allora, che non è escluso che si potrebbe optare anche per una soluzione Pellegrino bis o tris, senza nulla togliere, o per Pellegrino. Vorrei aggiungere così un piccolo non mi dire che c'è anche il nome di Pellegrino, ma non per Pellegrino. Io dicevo una situazione transitoria, infatti, appunto, come è stato Pellegrino, perché comunque io ieri, questo lo dico, poi può non voler dire nulla, però ho rivisto dopo tanto tempo, proprio seduto sotto la tribuna stampa, sotto i posti dei giornalisti, Pellegrino. Vabbè, una detta ai lavori va a vedere la partita. Può non voler dire nulla. Ma perché però hai detto devo Pellegrino? Dire che si può optare anche su Pulvirenti, il tecnico della Berretti. Quindi, insomma, i nomi sono tanti.
Bisognerà vedere, perché ci sono tanti nomi che tra poco andremo magari... Tu ce l'hai già un nome, secondo me tu Achille ce l'hai. Io ho il telefono in mano. C'è il telefono in mano. Mario. Però volevo concludere, scusami, su Pellegrino. Pellegrino è stato, ha dichiarato più volte comunque che non vorrebbe rientrare aver chiuso definitivamente, anche perché si sta concentrando sui giovani che comunque sono la sua passione e guardando con un occhio di riguardo all'estero. Mario, volevi dire qualcosa? No, volevo dire semplicemente, ecco, Pellegrino non per lui, perché ha dimostrato di essere un grande professionista, essendosi assunto delle responsabilità non tutte sue. Sì, poi sono d'accordo. Ecco, ma se proprio si dovesse parlare di Pulvirenti, che è un bravo tecnico, mi pare che attualmente alleni la Beretti, io avrei un sogno, ecco, il sogno mio si chiama o il tecnico che ti possa garantire l'efficacia all'interno dello spogliatoio, oppure se di soluzione interna si deve parlare, un giovane come Alderisi, che ha dimostrato in altri campionati. Intanto partiamo da un punto fondamentale. Però se proprio dall'interno dobbiamo partire, però Alderisi non mi sembra proprio, cioè voglio bene a Pierpaolo. Per carità, ecco, stiamo ragionando di soluzioni interne. Per allenare in serie. Sai perché dicevo questo, Ettore? Perché io escluderei la soluzione interna. Se proprio anche io sono di questa idea. Adesso ecco. Dico, non la escluderei da un punto di vista di quelli che sono i fatti in questo momento, se no non dovesse arrivare il nome, ma io credo che arriverà in nottata. Per 1 o 2 settimane ci sia una arriverà in nottata. Credo che non si arrivi a tanto. Abbiate fiducia nella società, secondo me arriverà. Che volevi dire? Poi no, vabbè, tornando a parlare di Trapani, è stato complimenti al gol di Luca Pagliarulo, il capitano del Trapani, ha fatto un bel gol da calcio d'angolo. È stato anche un gol un pochettino fortunato, aiutato dal forte vento che c'era a Trapani ieri. Poi purtroppo sono stati raggiunti dal pareggio della Salernia di Coda, ma complimenti per il bel gol e anche complimenti per l'ottima stagione, perché stanno facendo veramente un'ottima stagione ad alti livelli. Per una squadra come Trapani credo sia il giusto collocazione sportiva. Beh, d'altra parte salvare la stagione è fondamentale. Allora, adesso mi lanci la pubblicità, dopodiché parleremo di Lega Pro, anche se un po' l'abbiamo messa dentro in ogni intervento, sia di Serie A che di Serie B. C'è tanta curiosità. Ma no, anche perché sto nome arriva, non arriva, arriva. No, non avete notizie? Ancora no. Achille c'ha il telefonino acceso, sembra tipo calciomercato. Avanti, il numero lo diamo dopo, dato che abbiamo questa premura e non vediamo l'ora, quindi restate con noi, torniamo solo tra qualche istante. Pubblicità. Parliamo di professionisti e aggiornamento sul posticipo Juventus-Inter. È finito il primo tempo, Juventus 0, Inter 0, al 36esimo è uscito Chiellini ed è entrato Rugani. Si è infortunato di nuovo Chiellini? Credo proprio di sì. Oh, quanto mi dispiace, ma quanto mi dispiace. Io non ho un grande rapporto con Chiellini, perché mi ricordo che tempo fa... qualcuno ha stroncato mezza stagione, se vi ricordate, il famoso fallaccio a Berghessio, che poteva essere evitabile. Mi dispiace solo che indossa la casacca anche della nazionale. Io dico quello che penso, che volete che vi dica? No, ma guarda, su Chiellini molti sono sul chi va là, no? Ma ti do ragione, perché chiaramente io credo che la professionalità si veda anche dal modo in cui agisci quando sei sul campo. Poi chiaramente non voglio dare anche... sarebbe facile in questo momento sparare su un giocatore come Chiellini, che per carità è un grande giocatore, non ne devo riconoscere io le doti di Chiellini. Il comportamento lascia un po' a desiderare. Essere professionisti comporta anche tante altre cose. Benissimo. Se posso dire la mia... Hai sentito lo spunto di Valentina? Se posso dire la mia, Chiellini è un giocatore come Materazzi, o si ama o non si ama. Beh, io su Materazzi, insomma... dichiarazioni. Io credo che Materazzi abbia avuto anche un'altra carriera e anche un'altra predisposizione mentale. Non credo che... Sicuramente, ma è uno di quelli componenti in una squadra che o si ama o non si ama. Bene. Allora, parliamo di Lega Pro, velocissimamente i risultati insieme alla nostra Jenny e poi rush dedicato interamente a questo campionato delle squadre siciliane, con l'Acragas che è giunta alla sua 6ª vittoria consecutiva. Vai. Ischia Lecce 0-3. Catania Casertana 0-1. Benevento Matera 1. Benevento. Sì, scusatemi. Non c'è problema. Non sono abituata a fare il posto di Federica. Va bene. 1-1. Martina Catanzaro 3
1-0. Cosenza Juve Stabia 2-1. Acragas Paganese 1-0. Melfi Monopoli 1-4. Foggia Lupa Castelli Romani 4-1. Messina Fidelis Andria 0-1. Beh, io lo so, tu sei abituato con il calcio dilettantistico, quindi qualche nome un po' ti sfugge. Va bene. Allora, abbiamo le pagelle di Achille, l'abbiamo già annunciata all'inizio. Prima di sentire le pagelle di Achille, dacci subito questo toto allenatore, perché voglio sentire i nostri ospiti se sono d'accordo o meno sulla rosa degli allenatori che probabilmente arriveranno a Catania. Sappiamo che in poll provvisoriamente pare sia stata fatta un'offerta a Carmine Gautieri, ex Livorno, Varese e Bari, e ha raggiunto la promozione in Serie B con il Lanciano. Ha come idea tattica il 4-3-3 filo zemaniano, quindi sembra essere lui quello più vicino alla panchina del Catania. Poi abbiamo abbiamo Francesco Moriero, ex calciatore del Milan, Inter e Roma, poi abbiamo Franco Lerda, ex calciatore dell'Atletico Catania, che ha raggiunto una promozione col Casale in Lega Pro. Poi col Crotone ha fatto quel periodo in cui è arrivato all'8° posto in Serie B, facendo una stagione veramente importante. Ora naturalmente Djuric sta battendo tutti i record di della squadra calabra. Poi è stato anche allenatore del Torino e del Lecce. Poi abbiamo Alessandro Calori e ultimamente si parla anche di Novellino e Silvio Baldini. Specifichiamo che sia Pane che Sannino non possono ricoprire il ruolo di allenatore perché già hanno allenato il primo a Rimini e il secondo a Carpi questa stagione. Non possono allenare, è inutile che un allenatore non può andare neanche in panchina, cioè un allenatore deve andare in panchina, gridare, guidare la squadra, arrabbiarsi per la squadra, non può pensare di fare tutto questo dalla tribuna. Sei d'accordo Valentina? E poi sentiamo anche i nostri ospiti. Sì, questo è evidente. Se non ci sta l'allenatore in panchina. La rosa degli allenatori, ti è piaciuta? Ma guarda, in questo momento Ettore, è difficile pronunciarsi. C'è questa offerta effettivamente concreta, è stato fatto un contratto di 1 anno e mezzo proposto a Gautieri, però è anche vero che l'ufficialità non arriva, quindi evidentemente c'è qualcosa che o va limato, le parti non si sono incontrate, qualcuno ha preso tempo per, in questo caso Gautieri, insomma, per decidere, perché ricordiamolo ora, al di là dei nomi, chi prende il Catania prende un pacchetto completo. Prende una patata super bollente. Una patata bollente, quindi prende la squadra che in questo momento è in una situazione di classifica difficile, ma prende una squadra, una società, viene a lavorare all'interno di una società che sta vivendo delle vicende drammatiche, incerte, e chiaramente deve anche poi dare conto ad una piazza esigente come quella di Catania, una piazza giustamente arrabbiata, giustamente stanca, giustamente preoccupata. E quindi è tutto un punto interrogativo. Achille, dal tuo telefonino vedevo che ti arrivavano nomi, addirittura si parlava di Inzaghi. No, io non ho mai detto allora Inzaghi. Me l'ha detto lui di Inzaghi. In pratica abbiamo Inzaghi è arrivato soltanto a te. L'ho detto io perché in pratica si è aperto il toto, come hai in pratica aperto il toto allenatore, molti tifosi, da cui Angelo Terzo, ha detto secondo me un Brocchi e un Inzaghi lo vedo bene in quella panchina e servirebbe loro come esperienza preziosa in ambito futuro. Vabbè, ma noi adesso dobbiamo salvarci. Piuttosto recente si era parlato di Inzaghi, perché è il classico nome che Catania piace, vive di queste cose. Allora, non hai scritto, non c'è scritto il tuo nome. No, allora, partiamo dal presupposto, Gautieri, come dicevate prima, insieme a Calori sono le piste calde. Sì. Passeranno un po' di giorni perché, come sappiamo, sono allenatori che hanno svolto la loro attività in cadetteria e comunque appartengono a una certa fascia. Quindi sperano di... Martedì torna in campo il campionato di Serie B e ci sono 2 panchine che scottano molto, che sono quella del Latina e quella del Perugia. Adesso, se una
di queste panchine dovesse saltare, chiaramente questi due preferiscono nomi, tra Calori e Gautieri, potrebbe andare o a Latina o a Perugia. Se non dovessero saltare potrebbero tranquillamente trovare un accordo per Catania, se no ci sono quei nomi come Iaconi, come Moriero, come Lerda, che sono invece liberi e potrebbero, ma che credo non stuzzicano la fantasia. Mario, non so se sei d'accordo, ma guarda, non stuzzicano molto la fantasia Lerda e Moriero, io ho questa sensazione. Lerda e Moriero no, mi ha anticipato Achille parlando di Ivo Iaconi. Ivo Iaconi è già stato allenatore del Catania con durante limitata la gestione fortuna. Gaucci, con limitata fortuna. Un allenatore che ha dimostrato le proprie capacità anche altrove, ha allenato il Pescara nell'anno in cui il Catania poi vinse il campionato di Serie B, è un buon allenatore ed è un allenatore che conosce bene la categoria. Credo comunque che, come diceva poc'anzi Achille, passerà qualche giorno, perché se Carmine Gautieri è in Polles e quello è l'obiettivo, escluderei, questo lo voglio dire, cioè noi dovessimo passare da Pancaro a Inzaghi, non abbiamo capito che non è quello che Catania serve qualcuno che conosca bene questa categoria e che la conosca, ma sono assolutamente d'accordo. Esatto. Allora, siccome dobbiamo parlare anche delle pagelle, io una battuta sull'Agragas la devo fare, perché voglio dire, stiamo parlando del Catania che è in crisi terribile e non stiamo parlando di questo Agragas di Pino Rigoli che da quando è arrivato ad Agrigento 6 partite su 6 di campionato vinte, anche 1-0, ma soprattutto anche fuori casa, quindi 30 secondi su Rigoli e sull'Agragas. Valentina. Beh, è evidente, i risultati sul campo parlano da soli, ha dato quella scossa alla squadra, purtroppo a me dispiace per Nicola Legrottaglie. Ce l'avevamo in casa però Rigoli, ce l'avevamo in casa, sì, perché no, il Catania non ha pensato anche a Rigoli? Perché ci sta pensando adesso a cambiare guida tecnica, perché si doveva arrivare a un punto di rottura. Cui fosse, diciamo, ci fosse quel classico punto di non ritorno, ecco, quindi e c'è stato ieri. Quindi... Achille, Pino Rigoli alla Sesta Sinfonia, si direbbe un allenatore che ha un grande carattere, tra questi, tra le qualità che è molto umile, ha fatto davvero la gavetta perché ha cominciato con la prima categoria e non è un allenatore come... Dicevamo i nomi prima, Inzaghi o come lo stesso Pancaro, che sono nati già nei professionisti. Quindi un allenatore come lui, oppure facciamo un esempio megalomane come Sarri che è partito dai dilettanti, è arrivato in Serie A, ecco, chi fa la gavetta poi si trova sempre un grande carattere. Pino Rigoli è stato chiamato dalla piazza, ha rivoluzionato la squadra, ha dato quella scossa, ha dato quel coraggio alla squadra che adesso dando spazio anche a qualche giocatore del Catania, no? Di Grazia ne è un esempio. Tra l'altro è il record per l'Agragas, 6 vittorie di fila tra i professionisti. Insomma, Mario, che dici su Rigoli? Ce lo siamo lasciati sfuggire oppure Catania insomma ambiva a qualcosa di più importante tempo fa? Diciamo che il Catania non voleva sciogliere il legame con Pancaro. Ecco, io lo dico subito, quando ho sempre detto che Pancaro non era il mio allenatore preferito. Ecco. Questo poi l'abbiamo visto durante la gestione delle partite, dove con poco coraggio ha veramente ridotto al minimo le possibilità di giovani di belle speranze come Di Grazia. Probabilmente bisognava arrivare ad una rottura, come diceva poc'anzi Valentina, e quindi Rigoli, ahimè, è stato preso già dall'Agragas con ottimi risultati. Questo significa due cose: che Rigoli è un bravo allenatore e che probabilmente l'Agragas, i calciatori dell'Agragas non volevano giocare, non volevano più Legrottaglie. Sì, e poi mi dai le classifiche, mi dai le classifiche, le pagelle. Le pagelle possiamo commentare insieme. Volevo dire appunto che Rigoli all'inizio stagione, come dicevamo prima, era molto vicino al Catania, però la butto lì, voci dicono che qualcuno abbia preferito Pancaro, ma Rigoli era molto molto vicino alla panchina. Questa cosa qui. Ma questa è una voce vera? Vox Populi, Vox Dei, diceva.
È una voce che circola. È anche vero che all'inizio di stagione non è stato nemmeno confermato dalla stessa Agragas dopo aver raggiunto la No, ma promozione. quello 2 anni fa, perché l'anno scorso è stato sì, vero, Valenza. però è anche vero che non c'è stata nemmeno questa fiducia da parte della squadra siciliana. Comunque ti devo dare un aggiornamento. Sì. Al 47esimo ha segnato Bonucci che porta in vantaggio la squadra bianconera. Mamma mia, Bonucci, Chiellini, che simpatia. Sì, Allora, uno più Achille. simpatico dell'altro. Sì. Poi parli con uno che insomma, ha un amore No, io smisurato per la no, Juve. ma io voglio dire, io non vorrei che pensassero male. Allora, Achille, pronto con le pagelle? Quando volete. Ok, insomma. allora partiamo da Liverani. Come è andato la partita di Liverani? Beh, Vai. Liverani ha dato un 5,5 perché sicuramente nell'azione che ha portato al gol, il vantaggio alla Casertana, poteva fare qualcosa di più perché quella palla è entrata proprio lentamente e poteva fare qualcosa di più secondo me. Pazienza. Poteva coprire. Difesa. Poi partiamo da Garufo, 5, è mancato insomma, il sostegno, la spinta sulla fascia, tra l'altro poi è stato ammonito dopo 19 minuti, quindi ha compromesso insomma, poi la sua prestazione durante il resto dei 90 minuti, tant'è che poi, insomma, apro parentesi e lo commentiamo dopo, Pancaro ha fatto questa sostituzione che io sinceramente non ho capito. Non l'ha capita nessuno. Parisi per Garufo Di ghiaccio. Non l'ha capita nessuno. Già quando Vabbè, l'abbiamo probabilmente visto. avrà avuto una lettura. Sotto di un gol, tra l'altro. Vabbè, ok. Poi Ferrario 5,5, diciamo non è stato eccelso diciamo, nella sua prestazione, poteva dare qualcosa di più anche insieme al suo compagno di squadra Bergamelli, a cui ho dato un 5 perché nel vantaggio sempre della Casertana lui doveva stare su De Angelis, quindi doveva marcarlo, invece l'ha lasciato spadroneggiare praticamente sull'area di rigore e è arrivato questo vantaggio a difesa ferma, perché ricordiamo è arrivato questo gol a difesa piazzata. E questa è la cosa più brutta, indubbiamente. Nunzella 5 per chiudere insomma con la difesa. Si capisce che ormai Leonardo Nunzella dopo quella partenza sprint di inizio stagione aveva praticamente esaurito la benzina e insomma si vede anche ha sbagliato veramente molti passaggi nella partita di ieri. Credo che comunque questo calo sia fisiologico a questo punto della stagione. Anche perché come minuti giocati in campo credo che detenga il primato, sì. Quello che ha giocato di non più, se n'è persa di una. più in assoluto. Ricordo giocò pure in Coppa Italia con l'Akragas. Sì, è vero. L'hanno spremuto, poverano. Ci può stare, dai. Ed è in prestito secco dalla Virtus Lanciano, quindi tornerà a fine stagione. Beh, sicuramente con una stagione così comunque di buona qualità. Proseguiamo. Passiamo al centrocampo, si deve attenti a quei due. Parto da Gazzi, a cui ho detto partiamo da Gazzi, dai. Insieme a Musacci veramente non si intende, non si capiscono e quindi sbaglia molti passaggi e veramente non riesce a dare il suo apporto alla partita, così come Musacci, a cui ho dato un 4,5 perché è veramente una partita in cui non è riuscito a dettare i tempi al gioco, non è riuscito a fare insomma il suo lavoro da ingranaggio che faceva girare un po' la squadra. Forse Valentina la verità è che questi due insieme non insieme, devono giocare infatti, a mio avviso, perché sono... Lo sappiamo tutti tranne Pancaro. Quindi... Questa è un'altra di quelle decisioni, di quelle scelte tipo Discutibili. Bastianoni, Liverani. Ecco. Non si è mai Esatto. capita questa cosa anche Sono dei sul misteri, portiere. dei misteri. Vabbè, proseguiamo. Con Di Cecco, insomma, Di Cecco che premette un giocatore che a me non ha convinto molto fin dal suo arrivo a Catania, quindi ha dato un 5, molta quantità ha dato al centrocampo, ma poca davvero qualità. Forse non bisognava chiederla a Di Cecco la qualità, bisognava chiederla a qualcun altro e Di Cecco fare un po' il muro a centrocampo, sì, ma anche perché le caratteristiche sono quelle. Sì, è un po' il cagnaccio da centrocampo, si direbbe, ma non ha influito più di tanto, ecco, perché comunque la squadra, quando la Casertana ha sfiorato il raddoppio anche in 10 uomini, ecco, questo poi magari tra l'altro sottolineiamo, perché al centrocampo è come se ci fosse stato un vuoto. Passiamo a Russotto, che è l'unico, a mio parere, a aver raggiunto la sufficienza, perché almeno si è impegnato, ci ha provato, ha dato insomma sfogo alle sue qualità eccelse, perché è un giocatore molto tecnico che sicuramente merita a mio parere anche altra categoria. Peccato insomma
per il gol facilissimo che ha sbagliato poi nella ripresa. Passiamo a Khalil, che mi piacerebbe quasi una nota dolente 5, adesso, sì, lo definirei Eifu perché insomma, sapevamo tutti che Khalil non fosse una prima punta, però insomma, ha esaurito la benzina anche lui come Nunzella. Khalil che a mio parere dopo quel rigore sbagliato in casa col Monopoli, in quello 0-0, ha subito veramente una mazzata, insomma una mazzata psicologica, a livello psicologico. Non si è più ripreso. Calderini, per continuare, Calderini a cui ho voluto dare un 5 perché questo giocatore veramente indecifrabile nella partita di ieri, perché dovrebbe dare degli spunti, dovrebbe dare delle idee per la posizione in cui dovrebbe saltare l'uomo, dovrebbe saltare uomo. Niente di tutto ciò. Insomma, ha dato solo peso, ma alla fine a livello di dirimpetto... Ha giocato anche Falcone. Ha giocato anche Falcone, a cui ho dato un 4,5 perché solitamente Falcone, quando è entrato a partita in corso, anche mi ricordo la partita del girone di andata, ha dato sempre il suo apporto positivo. Ieri ha sbagliato un gol clamoroso, forse lo facevo anch'io legandomi 2 scarpine. Non era poi così semplice quel gol, per me che l'ho visto proprio dalla curva, lui arrivava in corsa, non era difficile, non era facilissimo il gol da fare. Cioè, io poi dico una cosa, noi ci soffermiamo sulle considerazioni sui singoli. Io mi chiedo come faccia un regista, no? Perché ho giocato a pallone all'Oratorio, a giocare con un altro regista accanto e con Bergamelli che nelle idee di Pancaro dovrebbe comunque sempre impostare l'azione. Poi poc'anzi esatto, anche Valentina è d'accordo. Poc'anzi Achille parlava, se non mi sbaglio ne ha parlato lui, di Cecco e di quelle che sono le caratteristiche di Cecco. Ecco, il Catania ha voluto questo, diciamo, un po' il nodo della questione, puntare su un calciatore che comunque in campo dà tutto come di Cecco, squalificando, mettendo poi da parte calciatori più giovani e di prospettiva. Io lo dico anche se poi non ha fatto un gran campionato, come Lulli, come Scarsella. Ecco, qui Pancaro ha sbagliato, non ha valorizzato quelli che erano i calciatori. Scarsella doveva fare il centrocampista di incursione, no? Si ritrovava a fare dei ruoli che non erano i loro. Infatti nella seconda parte della stagione... Poi sul 5,5 a Ferrario, Ferrario ieri, dopo Spolli, ecco, Ferrario ieri veramente come se non avesse giocato. Io darei un 4 pieno, ma non è questo per 4 pieno a Ferrario. Diciamo che ci giochiamo un pochettino con le pagine. Tornando su Lulli, volevo dire che poi è giusto, la scelta sbagliata di Pancaro è stata eloquente, insomma, alla fine sull'avventura del Catania è stata sbrichiamoci di andare in pubblicità. Sì, da quel fallaccio, non so se ricordate, dove è stato espulso, è entrato e è stato espulso dopo 3 minuti, quel fallaccio inutile al centrocampo, insomma, che ha definito poi il suo addio. C'è l'ultimo voto per Pancaro. Sì, perché gli altri 2 giocatori che sono entrati chiaramente sono senza Lupoli voto. e Parisi, cioè Lupoli è entrato al 55esimo, 60esimo, adesso ricordo. La maglietta non la lavano, la maglietta, però io sinceramente non so, voi avete visto Lupoli in lo chiedo anche a voi. Probabilmente questo è il motivo per cui Di Cecco è l'unico nuovo acquisto del mercato di gennaio che vediamo in campo dal primo minuto, comunque, mentre gli altri... Allora dammi il voto di Pancaro, perché poi ho una battuta con Antonio che devo andare in pubblicità. Vabbè, 4,5 da Pancaro, perché un voto importante. Solitamente non scendo sotto il 4,5, non do mai 4, insomma, mi sembra troppo cattivo, soprattutto perché non ha dato, ha perso il polso della squadra, chiaramente non ha le redini in mano della squadra, e soprattutto lo vediamo perché questi ragazzi scendono in campo, sono scesi in campo ieri a testa bassa, e non hanno quella voglia, quella grinta di andare a mordere il pallone, di andare a inseguire, andare a aggredire l'avversario. Sembra una squadra che va a fare la partitella del gioco infrasettimanale. Allora Antonio, veloce devo andare in pubblicità. C'è una domanda diretta proprio ad Achille da parte di Enrico Schillaci, che dice: ma che fine hanno fatto i nuovi acquisti Lupoli e Golin? Subito veloce, perché sennò altrimenti vado in pubblicità. Lupoli e Golin sono al Catania, che Golin, Lupoli ha giocato ieri, ma sono giocatori testati del Catania. Golin l'abbiamo visto credo negli ultimi minuti di Ischia, se non erro, ma fermiamoci qui perché poi adesso abbiamo l'ultima parte finale, perché voglio sentire il nome che voi volete
che alleni il Catania per questa parte finale della stagione. Ci fermiamo, il lancio ce lo lancia, vedete che gioco di parole, ce la lancia la pubblicità della nostra Jenny e tra poco rientreremo con i saluti finali della nostra sala stampa di penalty. Torniamo solo tra qualche istante, restate con noi, pubblicità. Sono passati una decina di minuti al di là delle ore 22, siete in diretta su Video Mediterraneo, canale 11 per tutta la Sicilia e anche per tutta Europa grazie alla piattaforma Sky sul canale 823. Questa trasmissione la potete anche seguire sul sito www.videomediterraneo.it e a partire da domani anche sulla pagina di penalty e di sala stampa di penalty su Facebook. Insomma, non perdetevi a questo punto questo Toto allenatore anche sul calcio Catania. Allora, battuta finale per capire bene quali sono i nomi, perché poi devo andare dai nostri ospiti. Tantissime domande. Che diranno la loro. C'è anche chi difende Pancaro. Abbiamo Edoardo Brignone che dice: pensate che l'esonero dell'allenatore del Catania sia una scelta giusta? Non credo che l'allenatore abbia fatto malissimo. Il Catania è partito con meno 11, attualmente meno 10 punti, e in meno sommati ai 25 attuali danno un totale di 35, quindi il Catania sarebbe a ridosso delle prime 6 in classifica. Inoltre il Catania ha dovuto affrontare grandi e importanti cambiamenti. Dopo questa stagione di transizione, pensate che già dalla prossima stagione il Catania possa competere in pieno per un ritorno in Serie B? Non lo sappiamo. Io penso che magari vogliamo sapere i nomi. Va bene, dammi qualche nome. Nino Pellegrino ci dice Novellino. Sì. Mario Vitale, che salutiamo, ci dice Papadopoulo e Novellino. Lui scherza. Sì. E soprattutto ci sono tanti altri che sostengono a Silvio Baldini. Silvio Baldini. Allora, siamo nella parte finale. Valentino, lo so che fa la domanda chi vorresti tu come allenatore del Catania è un dramma, però te la devo fare. Intanto su Baldini un pensiero e poi chi secondo te potrebbe diventare il prossimo allenatore del Catania? Silvio Baldini no. Oh. Pelle no, Silvio Bene. Baldini, un ritorno di Baldini a Catania no, Novellino è un bel personaggio. Interessante. Anche dal punto di vista caratteriale e secondo me anche lavorare un po' sulla testa è importante in questo momento. Quindi, però chiaramente Novellino, io non... il tuo nome potrebbe essere Novellino? Potrebbe essere Novellino, vabbè, ok. Achille, il tuo nome? Dire Marco Coppa. Vabbè, non può allenare Marco Coppa, cioè, vogliamo bene a Marco. Salutiamo Marco, sta facendo un gran campionato con lo Sporting Taormina in Eccellenza. Diamo tempo al tempo nelle cose. Dai. Sicuramente bisognerà prendere una decisione, o vai a prendere un traghettatore che ti fa concludere, diciamo, in serenità o chi parla bene negli spogliatoi, diciamo, la stagione, oppure vai a prendere un allenatore su cui programmare anche il futuro, perché comunque la società col direttore sportivo Marcello Pitino hanno più volte detto che il mercato di gennaio, il mercato fatto a gennaio è stato fatto per programmare anche la prossima stagione. C'è stata questa linea verde, è stato preso il portiere Locofato, è stato preso... Non ci girare intorno, ci giriamo tutti attorno perché nessuno poi lo vuole fare il nome. No, assolutamente no. Gautieri? Assolutamente no, ci vuole Moriero? Un motivatore. Ci vuole un motivatore, allora, ci vuole un allenatore che prenda questi ragazzi e li tiri fuori il meglio, un po' come ha fatto Pino Rigoli ad Agrigento, e non un allenatore che magari venendo da una categoria superiore arrivi qua dettando legge, e questo non va bene. Ci vuole qualcuno che tragga il meglio. Questo mi fa pensare che tra i nomi che sono arrivati non hai individuato sicuramente il giusto successore a Pancaro. Mario? Da tifoso direi che l'allenatore che vorrei è quello giusto, cioè quello che ci consenta quest'anno la salvezza, e adesso ti faccio anche un nome. E l'anno prossimo, ecco, lo stesso allenatore possa eventualmente guidare il campionato. Nome? Ma tra quelli che ho sentito a me piace Ivo Iaconi. Ivo Iaconi, va bene, a tutti, insomma, possono dire la sua.
disposto, ripeto, a venire a Catania, perché molti di questi nomi sono anche nomi di fantasia, perché poi dubito che accetterà. Chiamo Malesani che in questo momento... No, vi prego Malesani vi prego. Malesani non facciamo adesso la trasmissione del bar dove tutti dicono la loro. Allora, chiudiamo. A Catania c'è la detta liscia, qualcuno ci dice anche Oronzo Canà. No, vabbè, stiamo scherzando. No, vabbè, stiamo scherzando. Io spero che sia qualcuno che sia un profilo umile. Soltanto questo, non dico nome perché per adesso se ne sono detti tanti e siamo ormai anche saturi. Qualcuno che possa far bene con umiltà e poter salvare questa squadra. Poi siamo d'accordo, si vedrà. Siamo d'accordo. Grazie ad Antonio Napisarda, tra poco saluto anche Jenny. Salutiamo allora Valentina Mammino, ti ringrazio, direttore di Sesta Rete di Catania, abbiamo fatto delle cose bellissime insieme, un penalty awards, tante trasmissioni sportive. Un amico. E confermo nell'idea che sei una donna che capisce di calcio, e quando c'è una donna che capisce di calcio sono doppiamente contento, perché non tutte le donne purtroppo capiscono di calcio. Siamo sempre di più, ma siete sempre di più, però mi fa piacere insomma averti anche all'interno della nostra trasmissione, ospitato all'interno della trasmissione. Ti auguro ogni bene, speriamo di rivederci presto e speriamo di avere un allenatore che ti piaccia. E di parlare di un momento del Catania diverso. Più positivo, perfetto. Grazie ad Achille. Mi sono piaciute le pagelle, un po' cattive ma un po' equilibrate. Bravo, complimenti. Grazie, Ettore, grazie. Hai trovato un nuovo mestiere, il pagellaio. No, meglio di no. Contento di aver intrapreso la strada di giornalista, quindi meglio di no. Giustamente, grazie ad Achille Sigla Comunicazioni, e salutiamo anche la rappresentanza che settimanalmente è all'interno di Sala Stampa di Penalty. Parliamo di Pianeta Catania. Salutiamo Mario Licciardello. Grazie Mario. Grazie a voi Ettore per essere stato con noi, e salutiamo, Antonio già l'ho fatto, che c'è? Ettore, è arrivata adesso una notizia importante, pare che Gautieri stia per venire a Catania. Sta per arrivare a Catania, sto proprio al termine però che sembra essere vicino l'accordo tra le parti. Benissimo, adesso abbiamo chiuso alla grande, ci voleva questa notizia, conferma che siamo in diretta. Grazie a Jenny Diara. Grazie a te, Ettore. Ti fermi qui perché abbiamo saputo che la trasmissione sarà invece senza penaltina, quella del penalty futsal, però ritornerai chiaramente la prossima settimana con il nostro penalty classico, ok? Sicuramente. Grazie. Che dirvi, io mi congedo da voi, è stata una bella domenica sportiva, prima con il calcio dilettantistico e adesso con questa bella chiacchierata sul calcio Catania e non solo, in genere sul calcio professionistico. La nostra maratona comunque continua, non staccatevi dal canale 11 perché subito dopo partirà Penalty Futsal, tutto sul calcio a 5, a dimostrazione che il progetto di Video Mediterraneo legato allo sport tutto siciliano sta incominciando a dare i suoi frutti. Grazie a tutti, buon proseguo e appuntamento per quel che mi riguarda alla prossima settimana. Arrivederci.